Un lavoro quotidiano, costante, senza limiti, è quello che il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, fa quotidianamente da quando si vive questo momento di limitazioni e ristrettezze nei movimenti dovuto al Covid-19. E questo è il messaggio lanciato nel corso della nostra video intervista fatta al primo cittadino di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Siamo con il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Bene, continuiamo questa nostra serie di interviste, intervistando appunto il primo cittadino di Palma. Ecco, sindaco, come va? Una impressione generale di questo momento che si sta vivendo prima di addentrarci meglio nel dettaglio delle domande che le farò. Buonasera a tutti voi e grazie. Siamo qui in Tunisia, si lavora in maniera alacre, si è presenti sul territorio, si cerca di dare il massimo possibile, sia il sottoscritto che tutti i miei collaboratori, che i volontari, per cercare di lenire per quanto possibile le sofferenze della nostra popolazione, sapendo ed essendo consapevoli che le sofferenze che stiamo patendo sono poca cosa se l'obiettivo è quello di sconfiggere questa terribile pandemia. La mia città sta rispondendo in maniera egregia, si rispettano tutti i divieti e le ordinanze e le raccomandazioni. È chiaro che vi è un problema per i cittadini che sono in difficoltà economiche per le cose delle quali immagino parleremo, ma anche lì il comune è presente sin da subito e a breve avremo anche l'operatività degli interventi statali e regionali. Ecco, ho letto anche sul suo profilo i comunicati che lei ha avuto una grande parole di ringraziamento proprio per questa grande solidarietà dei cittadini palmesi. Sì, sì, sono emozionato e mi scuso con i cittadini che ancora devono ricevere la piccola gratificazione del post che molti neanche chiedono, ma io ritengo sia invece giusto, ritengo invece sia giusto e corretto ringraziare tutti, da chi ha donato 10 euro, che per chi dona 10 euro possono essere, come diceva nostro Signore, una cifra enorme, a chi ha donato molto di più. Non è importante il quantum della donazione, ma è importante il gesto di donare agli altri, perché è lì un atto d'amore veramente sconfinato. Oggi, per esempio, l'associazione Viviana Meli, di una nostra giovane concittadina scomparsa, ha donato diversissime quantità di derrate alimentari. C'è questa corsa alla donazione, questa corsa al donarsi che, ripeto, mi inorgoglisce. Ritengo giusto, così come a volte si ringraziano, come è corretto che sia, gli stilisti per aver riconvertito delle fabbriche per la produzione di importanti DP, così è corretto che il sindaco della comunità di Palma ringrazi i concittadini e i cittadini che stanno donando del proprio alla comunità.